Il Presidente del Consiglio Draghi ha parlato di un rischio calcolato, ovvero quello del tema delle riaperture che oggi affronteremo, ma solo per quanto riguarda le scuole, in questa puntata di Screenshot. Riaperture, perché facciamo prima un riasumé della situazione, dal 26 aprile per quanto riguarda i ristoranti, anche per le 22, verso le 22 per chi ha i tavolini all'esterno, e poi il 26 anche la possibilità di spostarsi tra le regioni se le regioni sono gialle, altrimenti servirà un pass. Ma una delle grandi novità che molti attendevano è quella delle scuole superiori al via al 100% anche con le zone arancioni, questo dal 3 maggio, dalla stessa data ok anche ai teatri e al cinema all'aperto, anche se al chiuso ci saranno delle limitazioni, e poi si procederà per gradi. Dal 15 maggio piscina all'aperto, dal 1 giugno sia alle palestre, dal 1 luglio via libera alle attività fieristiche. Tutto questo è successo questo pomeriggio, dalle 3:30 in poi, quando c'è stata la conferenza stampa del Premier Draghi sulle riaperture. Come detto, noi ci focalizziamo su un argomento che è quello delle scuole, anche perché gli stessi dirigenti scolastici si incontreranno in un ciclo di conferenze, videoconferenze da lunedì fino a fine maggio, anche per stilare un po' il bilancio della situazione che si è creata ormai in questo anno di pandemia, che ha visto soprattutto gli studenti in grande sofferenza. E allora, in collegamento con noi abbiamo Vincenzo Caico, vicepresidente dell'ANDIS, ovvero l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. Prima di presentare il vostro tipo di iniziativa, un commento su quello che ho appena detto. Dal 3 maggio dovrebbero riniziare le superiori al 100%, una novità assoluta, verrebbe da dire. Sì, è una novità assoluta che un po' ci sorprende, ma a cui ovviamente noi ci adatteremo e ci organizzeremo per riportare nelle migliori condizioni di sicurezza possibili i ragazzi a scuola. Diciamo che quest'anno scolastico è stato un anno che ha messo a dura prova anche noi dirigenti scolastici e abbiamo dovuto insieme agli insegnanti reinventare il nostro lavoro e ci siamo un po' adattati a svolgere il ruolo di manager in una situazione di emergenza, per cui flessibilità è la parola d'ordine di quest'anno scolastico e la metteremo in atto anche quando ci sarà da rientrare tutti in presenza. Speriamo ovviamente che sia una decisione saggia, ben ponderata, perché ormai mancano ovviamente pochi giorni. Se si rientra il 3 di maggio mancano praticamente 2 settimane. Sì, la speranza insomma che non si debba poi fermarsi nuovamente dopo 15 giorni o 20 giorni, perché ovviamente un'apertura generale così dal 26 di aprile ancora con i ristoranti poi metterebbe a rischio un po' tutto quanto. Caico, io l'ho chiamata anche per presentare un po' il vostro tipo di iniziativa che farete come Andis da qui fino a fine maggio. A proposito, una serie di videoconferenze. Di cosa si tratta? Sì, Andis è l'associazione che riunisce la maggior parte dei dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia, ma è un'associazione a livello nazionale. E noi già l'anno scorso, durante la prima ondata della pandemia, avevamo organizzato un ciclo di incontri di formazione, soprattutto dedicati ai neodirigenti scolastici di cui facevo parte anch'io. Quest'anno vogliamo proporre questo ciclo di dialoghi e utilizzeremo un po' la formula della conversazione che durerà un'ora, dalle ore 18 alle ore 19, per 10 appuntamenti durante i quali verranno toccati quelli che sono gli argomenti caldi di questi mesi, per quanto riguarda in particolare l'organizzazione delle scuole, la didattica e altri aspetti che riguardano il mondo della scuola. Noi inizieremo il 19 di aprile, quindi lunedì prossimo, dalle 6 alle 7 di sera. Saranno nostri ospiti Laura Biancani,
Mercato, dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Einaudi di Bassano del Grappa, e Marco Tommasi, dirigente del Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. Introdurrò io i due ospiti e si parlerà di digitale e non solo, quindi parleremo dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, ma anche dell'innovazione più in generale della didattica. E poi si proseguirà per altri 9 incontri, verranno toccati diversi argomenti. L'incontro successivo, ad esempio, riguarderà l'organizzazione degli istituti comprensivi. Poi parleremo di povertà educative, dell'organizzazione del lavoro all'interno delle scuole, della valutazione, un altro tema molto caldo che si intreccia in maniera molto stretta con questa attività di riflessione che ha impiegato i dirigenti scolastici, ma anche gli insegnanti a seguito della pandemia e quindi della didattica a distanza. Parleremo anche di didattica digitale integrata con la didattica tradizionale, la riforma dei professionali, la semplificazione amministrativa e burocratica delle scuole, e poi termineremo con gli ultimi 2 incontri in cui affronteremo i rapporti con i sindacati e l'interdisciplinarità fra le materie umanistiche, le materie scientifiche e le materie tecnopratiche all'interno delle scuole. Caico, tanti temi che insomma affronterete. Quello che un po' mi ha colpito, ecco, tra i vari temi è tra didattica digitale integrata, poi ne parleremo, ne avremo nella seconda parte Tommasi che lei ha citato, anche della didattica a distanza invece, che è quella che ha messo dura prova sembra i ragazzi, o meglio anche li ha divisi, perché ci sarà una protesta di qualcuno domenica che vuole portare in piazza la gente per fare la didattica a distanza e continuare. Dall'altra parte ci sono i genitori che dicono la didattica a distanza fa male. Non si capisce. Se siamo divisi su questi temi non si capisce. Cosa fa bene e cosa fa male la didattica a distanza? È un'opportunità, è un rischio? Come la vedete voi dirigenti? E se siete formati anche voi dirigenti su questo? Allora, bisogna secondo me distinguere intanto da quella che è la didattica digitale vera e propria, che è una modalità per arricchire l'azione didattica degli insegnanti in presenza, da quella che invece è la didattica a distanza, che è sostitutiva della didattica in presenza che abbiamo dovuto utilizzare in condizione di emergenza. Ovviamente la didattica a distanza ha un po' costretto gli insegnanti a rivedere, a rimettersi in gioco, a rivedere le pratiche di didattica, le pratiche educative a cui loro erano abituati, e molti insegnanti hanno avuto la capacità appunto di rimettersi in gioco, di imparare ad utilizzare dei nuovi strumenti. Alcuni però purtroppo hanno fatto l'errore di cercare di replicare a distanza quelle che sono le prassi che di solito vengono applicate nelle aule scolastiche in presenza. Poi c'è invece appunto la didattica digitale vera e propria, che serve per arricchire la didattica in presenza, ma è strettamente legata all'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Per cui i ragazzi si sono adattati, gli insegnanti hanno reinventato la loro professione. Ovviamente è una situazione estremamente complessa che dà luogo anche a delle posizioni diverse. Ci sono dei ragazzi che in questo momento preferirebbero rimanere a casa e completare l'anno scolastico diciamo dal divano di casa, mentre ci sono molti ragazzi che invece apprezzano e che non vedono l'ora di rientrare a scuola. Io spero che l'atteggiamento non sia quello di stare proprio sul divano di casa o addirittura in pigiama. Spero che non si siano visti questi tipi di atteggiamenti in questo anno e mezzo. Qualche ragazzo che si collega dal divano di casa ci sarà stato sicuramente, poi ovviamente ciascuno certo, sceglie il proprio luogo. Diciamo, ogni situazione è diversa dalle altre. Però l'importante, Caico, è che alla fine i nostri ragazzi riescono ad apprendere eventualmente questa didattica digitale come un'opportunità, no? E non come qualcosa di distante, qualcosa che ci possa allontanare dalla realtà, e secondariamente che non ci siano delle ripercussioni anche psicologiche dei ragazzi a stare a casa anche per un anno intero.
Abbiamo sentito in questi giorni ordini psicologi, abbiamo visto le loro tipi di posizione, abbiamo avuto dei dati, insomma, che sono aumentati questi casi di difficoltà tra i ragazzi. Non so se lei stesso mi può dire se è vero questo. Sì, che ci siano delle situazioni di sofferenza lo posso assolutamente confermare. La didattica a distanza, tutti noi che diciamo, lavoriamo nel mondo della scuola abbiamo cercato di renderla una didattica della vicinanza, una didattica che mettesse al primo posto insomma, la relazione, cercare innanzitutto di recuperare la relazione con gli studenti. Poi che se vi sia stato, diciamo, una diminuzione degli apprendimenti, questo potrebbe anche essere fisiologico, ma intanto è stato un modo per non far sentire i ragazzi soli e far sentire una scuola che comunque è rimasta vicino a loro. Oggi sì, ci sono tante situazioni di sofferenza fra gli studenti, diciamo, magari dovute a situazioni pregresse di disagio che si sono acuite a causa appunto di queste misure restrittive. Noi come scuole stiamo cercando ovviamente di dare un nostro contributo, di aiutare i genitori, gli insegnanti si stanno mettendo a disposizione magari anche attivando dei piani personalizzati. Abbiamo anche gli psicologi delle scuole che sono stati, diciamo, per così dire, assunti grazie anche ai finanziamenti che le scuole hanno ricevuto dal Ministero, per cui si sta cercando insomma di fare squadra e fare in modo che tutta la comunità scolastica si adoperi per dare un po' di sollievo a queste situazioni che comunque rimangono particolari. Io la ringrazio Caico e le faccio un po' i complimenti anche per come state cercando un po' di reagire a questo anno della pandemia, voi dirigenti scolastici, è una questione, un fattore di resilienza che anche si fa notare poi in questi incontri, videoconferenze o colloqui, come volete chiamarli voi, insomma, per poter portare anche un segnale sul tavolo concreto, insomma, per poterli risolvere. Io la ringrazio. Le auguro buona serata. Grazie a lei, buona serata anche a voi. Andiamo in pubblicità, poi andremo in un istituto scolastico dell'Alto Friuli, andremo a Gemona, vedremo lì cosa è successo con la didattica a distanza, ma non solo. Pubblicità. Bentornati con la seconda parte di Screenshot. Abbiamo detto uno dei temi di oggi è la ripartenza, ma noi l'abbiamo puntata sulle scuole perché uno dei temi delle ripartenze a partire dal 26 di aprile e per quanto concerne le scuole il 3 maggio è che si tornerà in presenza, queste le intenzioni, al 100% anche in zona arancione e questo vale per le superiori. Poi abbiamo parlato di questa iniziativa appunto dell'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che si inserisce in una serie di tematiche che appunto vogliono affrontare la questione scolastica come è stata vissuta nell'anno della pandemia. Tra queste c'è anche la questione della didattica digitale integrata. Parliamo con Marco Tommasi, dirigente scolastico Magrini Marchetti di Gemona. Buonasera. Buonasera, salve a tutti. Salve, salve. Allora, come ho chiesto prima a Caico, però a dire la verità, io chiederei anche a lei, da dirigente, cosa ne pensa a vedere tornare eventualmente, meglio mettere sempre le mani avanti, il 3 maggio i ragazzi al 100% in presenza. Allora, mettiamo sicuramente le mani avanti perché visto come sono andati anche le ultime settimane, eccetera, noi aspettiamo sempre il sabato per sapere lunedì cosa succede. Quindi, nel caso in cui tornassimo, e io lo spero tantissimo, in presenza, noi come scuola siamo pronti, anzi siamo felicissimi di avere tutti i ragazzi in presenza al 100%. Noi ci eravamo chiaramente già attrezzati all'inizio dell'anno e quindi noi abbiamo 7 ingressi diversi, la sicurezza a scuola è garantita. Quello che mi preoccupa un po' è la questione dei trasporti che non era ancora risolta qualche settimana fa e quindi io spero che su questo si stia lavorando per dare sicurezza anche alla parte prima e dopo la scuola.
Eh sì, perché i trasporti devono viaggiare in contemporanea, poi oltretutto con la scuola, se si torna al 100% a scuola si pensa anche che anche i trasporti devono tornare al 100%. Draghi ha parlato di rischio calcolato, speriamo che vada tutto bene da quel punto di vista. Allora, io l'ho chiamata anche perché, essendo del Magrini Marchetti di Gemona e pensando all'Alto Friuli, la prima questione che mi è venuta in mente è la questione di connettività, perché si è parlato tanto di didattica digitale o didattica a distanza, ma è sempre funzionato tutto in quest'anno? Allora, il problema della connettività è uno dei grossi problemi che sono stati sollevati da questa pandemia per quanto riguarda la didattica a distanza. Ovviamente all'inizio, cioè un anno fa a questo punto, non tutte le scuole erano preparate, non tutti gli studenti erano preparati. E per quanto riguarda la nostra zona, noi abbiamo un bacino d'utenza che va, diciamo, da quasi Udine fino appunto alla Carnia e tutta la parte montuosa. Ci sono diverse zone che hanno problematiche di connessione, sicuramente. Non soltanto zone montane, anche zone del collinare che sono grigie da questo punto di vista. E noi abbiamo cercato di ovviare in qualche maniera ai problemi di connettività sia di zona, cioè nel senso che proprio non arriva la connettività, e in quel caso abbiamo dato la possibilità, ad esempio, agli studenti di rimanere a scuola e connettersi da scuola, quindi qualcuno ancora adesso si connette da scuola perché ha queste difficoltà. Però la maggior parte delle difficoltà erano nelle famiglie, cioè non tutte le famiglie avevano delle connessioni adeguate a fare didattica a distanza, magari per più ragazzi, magari anche con i genitori smart working, e quindi questo era un grosso problema. Per questo abbiamo dato anche dei dispositivi, dei modem, abbiamo consegnato ai ragazzi, alle famiglie, una cinquantina di modem, oltre ai dispositivi, anche quelli, diciamo, notebook, perché anche qui ci sono state difficoltà. Quindi tecnologicamente ci sono state ancora difficoltà, ma adesso sono abbastanza risolte. Non ci sono problemi di questo tipo. Noi abbiamo un paio di ragazzi ormai soltanto che hanno difficoltà di connettività e vengono a scuola quando devono connettersi, insomma, quando devono fare didattica di distanza. Senta, è stata più difficile, è stata più grande la sfida dare formazione e competenze digitali ai docenti o agli stessi ragazzi? Allora, entrambe sfide molto interessanti, nel senso che pensiamo e immaginiamo dei docenti, come sono, spesso anziani, perché purtroppo l'età media è abbastanza elevata, e privi di competenze digitali. Fortunatamente così non è, almeno al momento. Il lavoro che è stato fatto in questo anno è stato un lavoro fantastico. Quindi i docenti hanno lavorato, chiaramente c'erano diversi docenti che erano abbastanza carenti dal punto di vista della didattica digitale, delle competenze digitali, però tutti si sono formati, abbiamo fatto anche dei corsi per cercare di compensare queste difficoltà, e quindi adesso con i docenti siamo abbastanza tranquilli. Per quanto riguarda i ragazzi, uno potrebbe immaginare che essendo nativi digitali non abbiano alcun problema. Invece i problemi ci sono stati. Molti ragazzi sono, diciamo, smanettoni, ma non sono in grado di gestire bene cose serie. Diciamo una piattaforma di apprendimento come quella che noi utilizziamo, e quindi hanno fatto un po' di difficoltà a entrare nell'ottica, però anche loro adesso sono molto bravi a gestire questi strumenti digitali e a interagire tra i compagni, con i docenti e con tutta la struttura della scuola senza grosse difficoltà. Però all'inizio ci sono stati grossi problemi da tutte le parti, ma più spesso per quanto riguarda gli studenti. Senta, le chiedo come dirigente scolastico, quando vede da una parte genitori che scendono in piazza contro didattica a distanza, non l'accettano, poi vede magari, e domenica accadrà a Trieste, che altre persone, ragazzi in questo caso, che scendono in campo a favore della didattica a distanza, queste divisioni fanno male? Fanno male o meglio, sono un sintomo di un momento di confusione. Io capisco tutte le posizioni, perché non c'è una posizione che sia esattamente giusta o una totalmente sbagliata. In effetti tutti hanno le loro ragioni, le loro piccole ragioni e il loro, in qualche maniera, idea di scuola. Per quanto ci riguarda, chiaramente questa non è la didattica a distanza o la didattica digitale integrata che avremmo voluto. Noi ci stiamo lavorando da parecchi anni a queste cose, ma non era questa la didattica immaginata. La didattica immaginata a distanza è quella programmata, progettata, in cui si possa scegliere i momenti in presenza e i momenti a distanza.
Quindi fatta così, io capisco sia i ragazzi che vanno in difficoltà perché hanno bisogno del contatto umano e quindi vogliono essere in presenza, vogliono vedere i docenti in faccia, vogliono parlare con i loro compagni, vogliono condividere le loro idee e il loro sapere. Ma capisco anche quelli che in qualche maniera hanno ancora qualche dubbio a scuola, venire a scuola magari con qualche problema, qualche rischio magari sui trasporti, certamente non a scuola dove non abbiamo grossi problemi, però capisco tutti effettivamente. Il problema è che siamo stati molto ondivaghi, per settimane nelle prime settimane potevamo vedere a scuola al 100%, poi non si poteva, poi di nuovo sì, un giorno solo per i laboratori, quindi c'è un clima abbastanza confuso in generale, chiaramente è legato all'andamento della pandemia, non è che ci sia, non è che era una situazione molto facile e quindi capisco tutti. Per quanto mi riguarda, la mia scelta chiaramente privilegia adesso come adesso la presenza. I ragazzi, almeno i nostri, che sono stati a distanza per molti mesi, hanno bisogno, estremo bisogno di stare in presenza e socializzare. E quindi su questo lavoreremo, cercheremo di tenerli. Quindi quando ritorneranno al 100% saremo felicissimi di averli al 100% e anche quest'estate organizzeremo qualcosa, per chi vorrà ovviamente, per chi vorrà recuperare, ma principalmente per la socialità piuttosto che per le competenze, diciamo, curricolari. A proposito di competenze, si fa parlare adesso di didattica digitale integrata. Che cos'è? Giusto per spiegare a chi ci segue. Sì, allora, sì, gli acronimi si sono susseguiti, prima era DAD, cioè didattica a distanza, dopo è diventata quest'anno DDI, didattica digitale integrata. Tecnicamente la didattica digitale integrata, lo dice il nome stesso, dovrebbe essere un misto di didattica in presenza e didattica a distanza. E nella didattica a distanza ci dovrebbe essere una parte sincrona, cioè con docenti e studenti nello stesso momento da due parti diverse dello schermo, e didattica invece asincrona a distanza, quindi con lavori fatti con calma dai ragazzi, in qualche maniera impostati dai docenti. E purtroppo non si è riusciti a fare esattamente questo, perché questo appunto, come si diceva prima, richiede una ottima programmazione. Quello che però si è fatto quest'anno è una palestra fantastica per quello che potrà succedere nei prossimi anni. Nei prossimi anni potremmo scegliere cosa fare in presenza e magari alcune attività che non sono necessarie fare in presenza, mandarle a distanza per, diciamo, rendere più pregno, più interessante i momenti in cui sono in presenza. Quindi se devo fare degli esercizi, è inutile che sia a scuola, devo farli da solo, li faccio a casa. E invece se devo discutere con i miei compagni, devo discutere col docente, cercare di capire, ho necessità di essere invece in presenza. Senta, Quindi ci lasceranno molto interessanti. Le chiedo l'ultima cosa, vista da un dirigente scolastico che magari anche ha sofferto non vedere, perché la sento adesso, mi dice benissimo che tornano i nostri ragazzi in presenza, perché alla fine nulla potrà sostituire il vis-à-vis con i nostri ragazzi, ma è stato un bene secondo lei fermarla a marzo, fermare i ragazzi nel periodo di marzo? Dell'anno scorso stiamo parlando? No, o di quest'anno? di quest'anno. Allora, diciamo che... Per una scuola superiore che alla fine non è mai iniziata, possiamo anche dire, è iniziata, ma dopo subito al 50%, poi tutti a distanza e poi si è ritornati adesso al 50%. Sembra impossibile tornare adesso al 100%, ma detta così, a marzo di quest'anno, quando proprio si è azzerato tutto e con la zona rossa, è stato un bene alla fine che i ragazzi fossero a casa? Per i contagi, dico. Allora, ovviamente per quanto riguarda i contagi è stato un bene, nel senso che ha contribuito, non so quanto, ma in una certa misura, a limitare il contagio. Noi comunque abbiamo sempre tenuto un minimo di socialità, quindi non ci siamo staccati completamente, quindi venivano a fare laboratori in presenza, quindi qualcosa comunque hanno fatto. Però era necessario. Il problema è che, diversamente dalla scuola del primo grado, i nostri ragazzi venivano da un periodo molto lungo di disagio, presenza a distanza, eccetera, eccetera. Quindi è pesato ancora di più e quello che è pesato notevolmente era in quel momento l'incapacità di vedere la fine del tunnel, cioè di capire quanto si sarebbe potuti tornare in presenza. Quindi adesso siamo tutti molto, molto più tranquilli e le cose viste l'anno scorso, io mi ricordo appunto che giravo per la scuola ad aprile, maggio, scuola vuota con i collaboratori bidelli che in qualche maniera
lavoravano ma non sapevano per cosa, insomma, in attesa di questo ritorno è stata molto molto triste. Quindi quando torneranno tutti in presenza al 100%, ripeto, saremo più che felici e spero che per il prossimo anno tutto possa andare per il migliore dei modi. Tommaso, io la ringrazio anche per questo lato umano che ha portato non solo nell'esperienza e nelle competenze digitali che ci ha regalato in questi minuti insieme. Grazie mille e in bocca al lupo. Sappiamo oltretutto che lei è il primo che interverrà a questa serie di appuntamenti che ci ha presentato Caico precedentemente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. In bocca al lupo, grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buona serata, salve a tutti. Bene, Screenshot chiude qua per questa settimana, ci vediamo alla prossima, sempre alle 19:45, buona serata a tutti.